Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Svolta nelle indagini sul tentato omicidio in via Montalbo a Palermo, fermati 3 giovani incastrati dalle riprese di videosorveglianza. In pieno centro storico a Catania è stato accoltellato un marocchino, le sue condizioni non sono gravi. Al via il processo con rito immediato al presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, accusato di peculato e corruzione. Il presidente Schifani e la stessa Assemblea regionale chiedono di costituirsi parte civile. Tavoli da poker e fish, scoperta a Randazzo una bisca clandestina. Stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social, l'allarme dell'arcivescovo di Siracusa, lo manto sul disagio dei più giovani che arrivano anche al suicidio. Dopo la laurea ed una parentesi al nord Italia, una ragazza di Palazzo Lacreide ha deciso di tornare nella sua terra per aprire un bar con il supporto di tanti che credono in lei. Calcio, i play-off entrano nel vivo, il Catania da domani sarà in ritiro a Veronello, oggi pomeriggio le indicazioni di Toscano. Dunque è arrivata la svolta nelle indagini sul tentato omicidio in via Montalbo a Palermo, arrestati 3 giovani utili, anzi decisive per le indagini, le riprese di videosorveglianza della zona. Luca Ciliberti. Decisivi filmati di videosorveglianza. Così la squadra mobile di Palermo ha chiuso il cerchio sugli autori della sparatoria di giovedì pomeriggio in via Montalbo, nel quartiere Monte Pellegrino. La procura ha disposto 3 fermi. Si tratta di 2 giovani di 21 anni e di un 29enne, Giovanni e Salvatore Gioè e Rosario Esposito. I primi 2 sospettati sono stati fermati all'alba del 1 maggio, mentre il terzo è stato bloccato ieri mattina. L'accusa è di tentato omicidio di Danilo Dignoti, ferito a colpi di arma da fuoco. I 2 in moto avrebbero individuato la vittima in strada, era insieme a un amico. Dignoti ha tentato di fuggire ma è stato colpito alla coscia. Nella sparatoria è rimasta ferita accidentalmente anche una donna di 67 anni colpita dai proiettili vaganti mentre usciva da una macelleria. Ma chi era l'obiettivo del raid e perché? Secondo gli inquirenti il movente potrebbe essere una resa dei conti per una partita di droga non pagata, quindi un'azione criminale da inquadrare in un regolamento di conti tra bande per lo spaccio di droga in città. Dignoti, che è vivo e piantonato in ospedale al Villa Sofia, avrebbe precedenti per spaccio ed è finito in una inchiesta della finanza sul clan dell'Acquasanta. L'azione armata di via Montalbo costituirebbe la risposta a un'intimidazione avvenuta la sera precedente in via Don Minzoni, dove sono stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov contro l'abitazione e l'auto di uno dei giovani arrestati oggi. Ed è proprio l'arma, il Kalashnikov, che insospettisce e allarma gli investigatori. La banda del Kalashnikov sembra sia la stessa mano di 4 raid tra i quartieri San Lorenzo, Tommaso Natale e l'area della Fiera, quest'ultima ricadente nel mandamento di Resuttana. Una escalation di violenza che preoccupa e che potrebbe ancora degenerare. E a Catania, in piazza Currò, è stato accoltellato, sia pure in maniera poco grave, un marocchino. Anche in questo caso potrebbero essere decisive le telecamere di sorveglianza. Tonino De Mana. Dopo le prime cure per ferite all'addome e in testa ha messo firma, lasciando quindi l'ospedale, il San Marco di Catania, dove era stato accompagnato da un'ambulanza del 118 in seguito ad un'aggressione avvenuta in piazza Currò, in pieno centro storico. Resta il giallo sull'accoltellamento di un uomo di 27 anni di nazionalità marocchina, colpito con diversi fendenti all'addome e alle braccia, forse nel tentativo di difendersi. Pare che al momento dei fatti l'uomo fosse in stato di ebbrezza. In ogni caso chi ha inflitto le coltellate, forse durante una breve colluttazione, potrebbe essere stato inquadrato dalla telecamera che vedete, visto che i filmati sono già stati acquisiti dalla polizia. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine è stato un passante che ha notato l'uomo riverso sul marciapiede, tra l'altro pieno di bicchieri e bottiglie di vetro. Pare che la vittima frequentasse la zona da tempo. Secondo gli agenti sembra che si tratti di una persona molesta che potrebbe aver infastidito qualcuno, anche se non è certo che sia stato colpito sullo stesso luogo del ritrovamento. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. A Palermo un motociclista di enduro è morto cadendo in un'area impervia di Portella Sant'Anna. L'uomo è stato recuperato dai tecnici del soccorso alpino a San Martino delle Scale dopo che è stato individuato da alcuni escursionisti stranieri che hanno dato l'allarme. Si è aperto stamattina il processo per corruzione e peculato al presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Manlio Viola.
Ci sarà anche l'Assemblea regionale siciliana fra le parti civili contro il suo presidente, l'esponente di Fratelli d'Italia Gaetano Galvagno. Si apre il processo per corruzione, peculato e truffa, accusa dalle quali deve difendersi proprio il presidente dell'ARS. Galvagno è a giudizio insieme al suo autista Roberto Marino, mentre altri 4 imputati, fra cui la sua ex portavoce Sabrina De Capitani, hanno scelto il rito ordinario e compariranno in settimana davanti al GIP per la richiesta di giudizio. Una sola l'ipotesi di corruzione della quale deve rispondere il presidente dell'ARS, sono infatti cadute le accuse su altri 2 episodi. Ben 60 invece gli episodi di presunto peculato riguardanti l'uso dell'auto blu. L'autista Roberto Marino deve rispondere anche di truffa per aver incassato 19.000 euro di missioni controfirmate da Galvagno, ma irregolari secondo la procura. Per il peculato la difesa si basa sulla definizione dell'auto blu del presidente. Per la procura si tratta di auto di servizio, mentre per la difesa di auto di rappresentanza, e questo renderebbe legittimo l'uso considerato improprio dall'accusa. Per la corruzione, in altro filone processuale, ci sono l'ex portavoce di Galvagno Sabrina De Capitani, il manager Alessandro Alessi e Marianna Amato, oltre all'imprenditrice Marcella Cannariato. Quest'ultima nei giorni scorsi è già stata condannata a 2 anni e mezzo con il rito abbreviato in un processo gemello, quello per i contributi dell'assessorato al turismo. In quell'udienza è scattato anche il rinvio a giudizio dell'assessore regionale Elvira Amata, altro esponente di Fratelli d'Italia. I carabinieri di Randazzo hanno scoperto una bisca clandestina, 9 persone sono state denunciate per gioco d'azzardo. Il servizio. 3 terminali connessi a siti di gioco illegali e 8 persone che sedevano attorno a un tavolo verde pieno di fiche. Visita inaspettata dei carabinieri che a Randazzo hanno fatto irruzione in un circolo privato gestito da un 61enne di riposto già noto alle forze dell'ordine. Nel corso dell'ispezione eseguita dai carabinieri, dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono emerse una serie di irregolarità. Nel gruppetto di persone sorprese a giocare a poker, per esempio, l'attenzione dei carabinieri si è concentrata su un 49enne seduto in posizione centrale al tavolo, presumibilmente con il ruolo di mazziere, che disponeva di fiche sul tavolo e sotto il tavolo. Addosso aveva 3.700 euro. Tutti sono stati denunciati per gioco d'azzardo. Sequestrato anche un telecomando che veniva utilizzato per spegnere 3 terminali, poi risultati connessi a siti di gioco illegali. Complessivamente sono state elevate multe per 50.000 euro. Controlli serrati anche dall'alto per riportare legalità nel quartiere Bocca di Falco di Palermo. I carabinieri hanno passato al setaccio strade e abitazioni, concentrandosi sullo spaccio di droga, la sicurezza e gli allacci abusivi alla rete elettrica. Un uomo è stato arrestato e 5 denunciati appunto per furto di energia elettrica. Nel corso delle perquisizioni sequestrate dosi di cocaina, marijuana e hashish. 209 persone sono state identificate e 97 veicoli fermati. Si era specializzato nella coltivazione di marijuana creando una serra in un appartamento del centro storico di Catania. L'accusa contestata a un uomo che è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile. Sequestrate 42 piante e 2 kg di erba già essiccata. Stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social. È l'allarme dell'arcivescovo di Siracusa Lomanto lanciato durante la festa di Santa Lucia, un dramma, ha detto, che rende schiavi giovani che arrivano persino al suicidio. Francesco Aloi. Stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social. Monsignor Lomanto non usa mezzi termini. Nel suo discorso alla città durante la festa del patrocinio di Santa Lucia critica l'uso dei social, che dice hanno rubato il posto all'incontro costruttivo e vitale. Un vero dramma sta logorando la nostra umanità, rendendoci schiavi di invenzioni che affascinano la mente ma svuotano il cuore. Per l'arcivescovo di Siracusa è necessario invertire la rotta, accompagnando le nuove generazioni alla scoperta di valori come verità e lealtà. La festa di Santa Lucia ci sospinge a una più autentica solidarietà nell'affrontare con responsabilità il disagio giovanile per il bene comune, reagendo a uno stile di vita
di disinteresse. Disagio che può portare anche al gesto estremo del suicidio. Siamo chiamati a stare vicino ai giovani, il monito di Lomanto, per tentare di comprenderne il linguaggio, a volte fatto di silenzi, ma che sono grida d'aiuto. Dobbiamo interrogarci dove abbiamo sbagliato. Ciò che accade anche a uno dei nostri giovani è responsabilità di tutti. L'emergenza nelle carceri siciliane, le ultime aggressioni agli agenti penitenziari e il sovraffollamento rendono sempre più grave la situazione. Sentiamo con Giusy Lazzara, il garante regionale dei detenuti. Da Palermo a Catania fino a Messina e Siracusa non c'è pace nelle carceri siciliane che vivono in uno stato di allerta perenne da anni. La situazione si complica, gli ultimi episodi con agenti penitenziari aggrediti, genitori che portano la droga ai figli durante il colloquio, è accaduto al Pagliarelli di Palermo. Detenuti trovati morti dentro le celle, malati psichiatrici non curati. È come una bomba innescata che in qualunque momento può esplodere. È una polverina nella misura in cui non si riesce ad arginare questo fenomeno, perché non è solamente la droga che entra nelle carceri, sono i telefonini, perché c'è poi sicuramente una disfunzione, qualche cosa che non va, con tutta la buona volontà, il sottodimensionamento degli organici di polizia penitenziaria non può intervenire, è lo Stato che va a incidere su questo momento di difficoltà. Pesa anche l'assistenza sanitaria dentro il carcere, un sostegno soprattutto per i malati psichiatrici. Il settore della psichiatria è in ginocchio nelle carceri, perché chi veramente è affetto da queste patologie psichiatriche, a mio avviso, non dovrebbe stare nelle carceri. Altra questione che si trascina da anni riguarda l'edilizia carceraria che prevede nuove strutture. E torniamo ad occuparci della fattoria totalmente abusiva scoperta dalla polizia a Catania in contrada Coda Volpe. Tra gli animali sequestrati anche struzzi, alpaca e suini vietnamiti detenuti senza alcuna autorizzazione o controllo. Desiree Ferlito. Sembrava una fattoria didattica, ma si trattava di un'attività completamente abusiva. A Catania, in contrada Coda Volpe, la Polizia di Stato ha scoperto un vero e proprio zoo illegale aperto al pubblico. Cavalli, asini, pony, ma anche struzzi, alpaca, oche, suini, vietnamiti e caprini, detenuti senza alcuna autorizzazione e senza i necessari controlli sanitari. Gli animali sono stati affidati al proprietario, il quale è stato sanzionato per aver attivato una collezione faunistica diversa dal giardino zoologico senza aver effettuato le opportune comunicazioni sia al comune di competenza che all'ASP per la registrazione in banca dati sanità. Gli animali visitati dai veterinari non erano stati sottoposti a test di prevenzione e nella maggior parte dei casi risultavano privi di tracciabilità. Secondo quanto accertato, la struttura organizzava eventi aperti al pubblico, promossi anche sui social, trasformando di fatto l'area in una fattoria didattica abusiva. Al termine dell'ispezione della squadra a cavallo della questura, insieme ai veterinari dell'ASP e della polizia locale, sono scattati provvedimenti, sanzioni per quasi 20.000 euro da parte dei veterinari, oltre 10.000 euro elevati dalla polizia locale per la mancanza di autorizzazioni. Gli animali affidati in custodia giudiziaria sono stati trovati in buone condizioni di salute e sottoposti ai dovuti controlli sanitari. Dopo la laurea, ed una parentesi al nord, una ragazza originaria di Palazzolo Acreide nel Siracusano ha deciso di tornare nella sua terra con un'idea molto originale e il supporto di tanti che hanno creduto in lei. Francesco Aloi. Ho fatto un bel giro, sono partita dagli Stati Uniti, poi Bologna, l'Austria, Danimarca, Milano, per poi tornare a casa perché alla fine casa richiama sempre. Lasciare il nord con direzione casa. Chiara ha deciso di scommettere sulla sua terra di origine, la Sicilia. A Palazzolo Acreide, nel Siracusano, ha aperto un locale, o meglio, come preferisce chiamarlo, un manifesto. Perché in realtà questo progetto ha portato a tanta condivisione e a tanta collaborazione, tanti giovani che si sono sentiti coinvolti sin dall'inizio in un progetto di rinascita di un posto in un piccolo borgo. 29 anni, laureata in economia ambientale, non è riuscita a restare
stare lontano dal borgo che l'ha vista crescere. E così ha fatto di tutto per lavorare qui. L'obiettivo di adesso è togliere tutta quanta la vernice. Sono venute persone da tutta la Sicilia, ore e ore di macchina per venirmi ad aiutare. Ma prima di tutto ciò, impresa non da poco, è stata a rilevare l'attività. Con il crowdfunding è riuscita a raccogliere 30.000 euro da ben 869 donatori. Da qui il nome del locale. Gli 869 sostenitori hanno poi votato il nome che preferivano e hanno votato 869. Borghi come questo continuano a spopolarsi, un esodo che porta tanti giovani a lasciare il sud in cerca di lavoro. Con un po' di buona volontà e un pizzico di fortuna, però, restare non è del tutto impossibile. E non dare neanche una chance ai nostri luoghi d'origine o comunque al sud in generale, secondo me è una partita persa in partenza. E adesso vediamo quest'area alla periferia di Caltagirone, dove venivano conferiti in maniera sistematica rifiuti di varia natura. I materiali venivano poi incendiati sul posto. Grazie ai rilievi effettuati con un drone, quelli che vediamo in queste immagini, sono stati monitorati i movimenti sospetti e poi bloccati proprio 3 uomini che stavano abbandonando un nuovo carico di rifiuti. L'area di circa 4.400 metri quadrati è stata sequestrata. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per parlare dell'assistenza ai giovani diabetici. Ad Agrigento e nel Ragusano si accendono i riflettori sull'assistenza ai pazienti diabetici. Le associazioni denunciano infatti una rete frammentata e carenze organizzative. Sentiamo Davide Sardo. Sanità sotto pressione in Sicilia, diabete senza una rete assistenziale adeguata. Ad Agrigento l'Associazione Giovani Diabetici denuncia percorsi frammentati e carenza di assistenza, soprattutto per chi scopre la malattia. Esistono ambulatori per i casi più complessi e per i bambini, ma per molti adulti all'esordio del diabete l'assistenza è discontinua e poco coordinata. Una volta recatisi in ospedale vengono abbandonati a se stessi perché non c'è un'unità che li possa accogliere e formare da un punto di vista della terapia, dal punto di vista della patologia, della nutrizione e di tutto ciò che riguarda appunto la patologia del diabete. Queste persone si trovano abbandonate a se stesse e sono costrette a cercare aiuto presso i diabetologi del territorio. Nel Ragusano le difficoltà riguardano soprattutto il diabete tipo 1 in età pediatrica. Il centro satellite di diabetologia pediatrica di Vittoria è infatti in sofferenza di organico. Mancano diverse figure specialistiche e l'attività è spesso rallentata dalla dipendenza organizzativa del reparto di pediatria senza piena autonomia gestionale. Le associazioni chiedono ora interventi urgenti per una rete diabetologica più strutturata ed efficiente. A Mister Bianco l'inclusione diventa musica e immagini. Presentato Se mi ascolti so parlare, un videoclip che dà voce all'empatia e dedicato a chi è affetto da autismo. Desiree Ferlito. Non solo voti e banchi vuoti, a Mister Bianco la scuola cambia linguaggio e trasforma l'inclusione in arte, con un videoclip capace di parlare a tutti. Succede alla scuola media Leonardo da Vinci, dove un gruppo di docenti e studenti ha deciso di raccontare l'empatia in modo diverso. Non una lezione, ma un vero prodotto cinematografico. Si intitola Se mi ascolti so parlare. Una frase sbagliata che vuoi cancellare, non sono tu, no, sei tu che fai rumore, pretendi il mio silenzio, ma non ascolti il cuore. Un progetto nato dalla passione degli insegnanti, tra cui il docente e compositore Fabio Agosta, che ha scritto il brano, e Giovanna Pitrè la sceneggiatura, sostenuti dalla dirigente scolastica Caterina Lofaro. I suoni sono spari, la tua normalità non mi fa respirare. Abbiamo presentato il brano Se mi ascolti so parlare, realizzato in occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza sull'autismo. È stata un'esperienza bellissima sia per i ragazzi che per noi docenti. Banchi colorati sulla spiaggia e metafore visive sulla fragilità e sui sensi. Un racconto potente costruito insieme ai ragazzi che ci hanno messo volto ed emozioni. Se piango in tempesta, dentro la testa. Un
messaggio che va oltre la scuola. Se mi ascolti so parlare diventa un invito universale ad ascoltare chi spesso si sente invisibile tra i corridoi di un istituto, ma anche nella vita di tutti i giorni. Se il mondo non mi ascolta non vuol dire che io non so parlare, un progetto che dimostra come la scuola può diventare voce, immagine e futuro. Prova tu con la musica che ti esplode. Viaggiare in aereo sta diventando un'incognita non solo per il portafoglio ma anche per la certezza delle partenze. Dalla fine di febbraio infatti il prezzo del carburante per i jet è letteralmente esploso per la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz, ma attenzione, se il vostro volo viene cancellato per costi eccessivi la compagnia deve risarcirvi fino a 600 euro. Adelaide Barbagallo ne parlerà subito dopo il TG alle 14.30 con l'avvocato Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori. I vostri messaggi al 342 745 5005. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi la pagina sportiva con i playoff che entrano nel vivo. Siamo al calcio, il Catania da domani sarà in ritiro a Veronello. Oggi pomeriggio il tecnico toscano illustrerà il percorso dei rossazzurri e le amichevoli che porteranno all'esordio del 17 maggio. Francesco Triolo. I playoff hanno preso il via e già qualche sorpresa è arrivata, ad esempio il colpo del Casarana a Monopoli, l'eliminazione dell'Atalanta non senza fatica da parte della Casertana, il Pineto che ribalta il Gubbio con la rete dell'ex Catania d'Andrea. Mercoledì il secondo turno con Casertana a Crotone e Cosenza a Casarano per parlare delle sfide delle squadre del girone meridionale. Il Catania invece dovrà attendersi fino al 17 maggio quando entrerà in corsa. Da domani i rossazzurri saranno a Veronello per una fase di preparazione intensa e blindata che li porterà sino all'esordio della post-season. È il tentativo della società, ma avallato anche da squadre e staff tecnico, di compattarsi e creare un unico blocco in vista del momento decisivo della stagione. Oggi pomeriggio, prima della partenza, parlerà Mimmo Toscano, una conferenza stampa che servirà ad annunciare il percorso che la squadra seguirà da qui ai prossimi giorni, comprese le amichevoli che saranno programmate nel corso della permanenza in Veneto. Negli ultimi giorni, durante gli allenamenti in sede, Toscano ha seguito due direttive, una legata al recupero di chi ha accusato infortuni e acciacchi fisici, sedute più tecnico-tattiche per chi invece è pienamente abile. Si lavora soprattutto per ovviare ad una difficoltà offensiva che in queste sfide da dentro fuori risulterà decisiva. Da Forte a Caturano, da Ciccerelli a Rolfini da recuperare, servirà tutta la forza di fuoco. È vero che al Catania saranno sufficienti 2 pareggi per passare il primo ostacolo, ma è anche vero che i rossazzurri vogliono dare da subito un segnale alle altre avversarie. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi lascio adesso al nostro Sicilia 24 Focus condotto da Adelaide Barbagallo. A tutti un buon pomeriggio.